L'aeroporto Canova di Treviso, che assieme a Venezia costituiva in era ante Covid il terzo polo d'Italia dopo Roma e Milano, è chiuso da marzo. I dipendenti sono in cassa integrazione, probabilmente fino a marzo dell'anno prossimo. Tutto il settore, quel piccolo grande ecosistema economico che gravitava attorno all'aeroporto, è paralizzato. Pende innanzi al ministro dell'ambiente, il ministro Costa, la richiesta di un master plan per l'ottimizzazione, l'ampliamento e la sostenibilità ambientale dell'aeroporto stesso a capitale privato, cioè le società di gestione Save e AR3 hanno stanziato più di 50 milioni di euro per questo progetto, vitale per rendere l'aeroporto redditivo nell'ipotesi che auspicabilmente questa crisi da Covid venga a finire il prossimo anno. Quindi l'appello che io faccio a nome di tanti cittadini di Treviso oggi in difficoltà non è una richiesta economica, ma è un appello affinché la maggioranza, spero, si trovi a essere sensibile al grido di dolore di tanti che a Treviso stanno perdendo il proprio posto di lavoro, e quindi chiedere al ministro Costa di assentire e firmare l'autorizzazione, visto che comunque già 2 volte la Commissione VIA si è espressa favorevolmente. Di conseguenza invitate il ministro Costa, cortesemente o meno cortesemente, a firmare l'autorizzazione per il master plan nel nome del bene di tanti cittadini